Buon pomeriggio, buona domenica e bentornati qui in pista. Tutto ormai è quasi pronto. Siamo agli sgoccioli per questa finale del campionato europeo Derny e Steyr. Adesso vedremo la finale che assegnerà il titolo di campione europeo alle donne Derny. Vediamo i Derny in pista che stanno scaldando i motori. Ricordiamo, i Derny possono arrivare a velocità molto elevate per essere delle moto un po' d'epoca. Ci aggiriamo sui 60-70 km orari. In pista come corridori e come Derny troviamo la prima coppia, Valentina Basilisco dell'Italia, guidata dal Derny Daniele Fiorin. Danielle Watkinson della Gran Bretagna col suo pilota Holland Leader James. Terza coppia formata da Rachele Barbieri dell'Italia, guidata da Luca Celante. Ricordiamo Rachele Barbieri, oro mondiale a Hong Kong 2017 nella specialità Scratch e più volte campionessa europea. Coppia 4 formata da Charlotte Lena Reisenberg dalla Germania col suo pilota Marcel Mobus. Quinta coppia formata da Romy Kasper, anche lei della Germania, col suo pilota Florian Podlesch. Sesta coppia formata da Barbara Nemkova dalla Repubblica Ceca col pilota Alain Godillat. Settima coppia, un'altra italiana, Martina Alzini, guidata da Christian Dagnoni. Italiana qua inquadrata. L'inglese inquadrata Danielle Watkinson avrà come pilota James Holland Leader. Corridore disposte, pronte per la partenza. Vedremo chi è tutto qua in pista, è tutto pronto per la finale europea del Derny. Tra pochi istanti assisteremo a una delle discipline più spettacolari del ciclismo su pista, in quanto le atlete dovranno correre per un totale di 92 giri dietro in scia, come si suol dire nel gergo, in scia, col termine appropriato, dei Derny. Se dobbiamo fare il tifo per qualcuno, da italiani, io punterei sulle nostre 3 italiane in pista: Valentina Basilico, Rachele Barbieri e Martina Alzini. E anche sui loro rispettivi piloti, perché non dimentichiamoci che nei Derny vengono premiati atleta e pilota. Loro rispettivi piloti: Basilico con Daniele Fiorin, la Barbieri con Luca Celante e Alzini con Christian Dagnoni. Ecco i Derny disposti nell'ordine corretto. Due giri per assestarsi al meglio e poi verrà data la partenza. Per la buona riuscita di questa gara, atleta e pilota dovranno essere perfettamente sincronizzati e la comunicazione tra i due sarà fondamentale.
Ultimo giro per i Derni. Al prossimo passaggio ci sarà colpo di pistola e le atlete si attaccheranno ai rispettivi Derni. Li vediamo, ecco che arrivano. Ecco, dato lo sparo, ecco che le vediamo partire, lanciate dai loro allenatori. Ecco i Derni che partono all'attacco per andare a pescare la loro a pescare la loro atleta per l'attacco, per entrare in scia. Vediamo l'attacco avvenuto. Ricordiamo le coppie. L'andatura è ricordiamo le coppie: Valentina Basilisco dell'Italia col suo pisser Daniele Fiorin, Danielle Watkinson inglese guidata da James Holland Leader, Rachele Barbieri italiana anche lei guidata dal pisser Luca Celante, Charlotte Lena Reisner dalla Germania guidata dal Derni Marcel Mobus, Romy Kasper, anche lei dalla Germania, guidata dal Derni Florian Podles, Barbora Nemkova dal team della Cecoslovacchia, guidata da Alain Godilla, e Martina Alzini, italiana, guidata da Christian Dagnoni. L'andatura è molto sostenuta fin dai primi giri. Nelle prime posizioni troviamo subito coppie 1, 2 e 3. Valentina Basilisco e Daniele Fiorin, Danielle Watkinson e Holland Leader, e Rachele Barbieri e Luca Celante. Rachele Barbieri attaccata dalla concorrente della Germania della coppia 5 che si porta rapidamente in prima posizione. Si sta portando rapidamente in prima posizione ed ecco che è davanti quasi davanti a tutto il gruppo la numero 5, Romy Kasper della Germania guidata da Florian Podles. Vediamo vediamo subito la Barbora Nemkova dalla Repubblica Ceca che cerca di superare il gruppo. Mancano 54 giri al termine. Corridori, atlete tutte attaccate molto vicine tra di loro, non c'è molto spazio bianco. Le atlete rimangono tutte incollate alla scia del Derni.
C'è abbastanza equilibrio. C'è equilibrio tra le protagoniste di questa finale derny del campionato europeo. Ricordiamo che la prima al passaggio alla volata tra 50 giri sarà la campionessa europea della specialità. Le prime posizioni intanto sembrano cristallizzate, con al primo posto la coppia 5, Romy Kasper della Germania, guidata da Florian Podlesch, seguita da Valentina Basilisco, italiana, guidata dal pisser Daniele Fiorin. In terza posizione, coppia 2, Danielle Watkinson della Gran Bretagna, col pisser James Holland leader. La tensione per questa finale cresce giro dopo giro, soprattutto sapendo che in campo abbiamo 3 italiane che speriamo tutti quanti ci facciano sognare in questa finale europea del derny. Vediamo un'azione di Valentina Basilico che cerca di sorpassare la tedesca Romy Kasper. Non va a buon fine per ora, ma mancano 47 giri, la fine è ancora lunga, non è ancora detta l'ultima. Manteniamo viva la speranza. Manteniamo viva la speranza che Valentina Basilico, Rachele Barbieri e Martina Alzini, con i loro rispettivi pisser Daniele Fiorin, Luca Celante e Cristian Dagnoni, ci portino un oro europeo. Un testa a testa, assistiamo a un testa a testa tra Valentina Basilico, Daniele Fiorin e Romy Kasper e Florian Podlesch. La tedesca Romy Kasper resiste per ora agli attacchi ripetuti di Valentina Basilico. 45 giri al termine, situazione stabile per ora. Abbiamo un attacco da parte di Valentina Basilico e Fiorin Daniele, sempre un testa a testa, vediamo se questa volta andrà a buon fine. Resiste, dai che ce la fa. Sempre lì Valentina Basilico che tallona la tedesca Romy Kasper. La sta tallonando, non la lascia un momento, non le tiene il fiato sul collo, non la lascia andare, non le lascia un attimo. La velocità aumenta giro dopo giro. 41 giri al termine. Valentina Basilico e il suo pisser Daniele Fiorin intanto non lasciano un attimo di respiro, tengono il fiato sul collo di Romy Kasper, della tedesca Romy Kasper, e il suo pisser Florian Podlesch. Meno 39 giri al termine, la tensione cresce giro dopo giro.
Devo dire che anche se non sono io a correre, sono abbastanza tesa. Siamo col fiato sospeso. Nel frattempo anche la connazionale di Romy Kasper, Charlotte Lena Reisner, guidata da Marcel Mobus, sta sorpassando e si porta nelle prime posizioni. Si porta in prima posizione soppiantando la sua connazionale. Ma vediamo che tra le prime 3 posizioni rimane comunque un'italiana. Si tratta della coppia 7, Martina Alzini, guidata da Christian Dagnoni. ...36 giri al termine, vediamo la tedesca Charlotte Lena Reiser, guidata da Marcel Mobus, prendere un leggero vantaggio sul gruppo. Vediamo come Martina Alzini e Christian Dagnoni si apprestano a prendersi la seconda posizione, aumentando notevolmente la velocità. Vediamo come Martina Alzini e Christian Dagnoni aumentino sempre più la velocità, andando a mettere il fiato sul collo alla tedesca Charlotte Lena Reiser. Sono lì, li tallonano, non gli danno un attimo di tregua. 34 giri al termine. Prime 3 posizioni per ora, vediamo la coppia 4, Charlotte Lena Reiser della Germania, guidata da Marcel Mobus. Coppia 7, l'italiana Martina Alzini, guidata da Christian Dagnoni, e la coppia 5, Romy Kasper, tedesca, guidata da Florian Podlesch. Vediamo Martina Alzini e Charlotte Reiser portarsi con prendere un certo distacco dal gruppo, che aumenta cercando di andarle a riprendere. In terza posizione nel frattempo si è messa anche la coppia 3, italiana Rachele Barbieri con il suo pisser Luca Celante. Vediamo come sta aumentando l'andatura. Vediamo 2 italiane nelle prime posizioni, Martina Alzini e Christian Dagnoni, e Rachele Barbieri col pisser Luca Celante. Speriamo che uno delle due riesca ad andare a prendersi l'ambita prima posizione e mantenerla per i prossimi 30 giri. Martina Alzini e Rachele Barbieri danno la caccia alla testa della corsa, composta da Charlotte Reisner. Non mollano un attimo. Vediamo che al gruppo di testa si aggiunge anche l'atleta della Repubblica Ceca Barbora Nemkova col suo pisser Alain Godilla.
26 giri al termine. Questa finale ci lascia tutti col fiato sospeso. Non abbiamo un attimo di tregua. Il gruppo che rimane formato in testa dalla coppia 4, Charlotte Lena Reiser dalla Germania guidata da Marcel Mobus, seguita dalle due italiane Martina Alzini e Cristian Dagnoni, e Rachele Barbieri e Luca Celante. È una sfida, per il momento, per la prima posizione, una sfida Italia-Germania come nei mondiali di calcio dell'82. Quella volta l'Italia ha potuto festeggiare alla grande vincendo il suo terzo titolo. Speriamo che anche oggi l'Italia possa vantare una vittoria nell'europeo. Derny e Steyer, in questo caso Derny. «20 giri al termine, tensione palpabile». Vediamo l'Alzini che Martina Alzini che attacca, guadagnando la prima posizione. Martina Alzini guidata da Cristian Dagnoni si porta in prima posizione. Questa pista di Pordenone, quindi l'italiana in testa ci fa molto molto piacere. Speriamo che Martina Alzini e Cristian Dagnoni riescano a resistere all'attacco della tedesca Charlotte Reiser. Vediamo Martina Alzini che resiste in prima posizione. Martina Alzini che sta aumentando la velocità, sta cercando di prendere vantaggio sulla tedesca Charlotte Reiser guidata da Marcel Mobus. Speriamo che le energie conservate fino a questo momento esplodano adesso. «15 giri al termine, 15 giri al termine». Vai Martina, resisti per altri 15 giri.
seconda posizione rimane Charlotte Reiser. In terza posizione abbiamo Rachele Barbieri, guidata da Luca Celante. Prima posizione si mantiene Martina Alzini, guidata da Cristian Dagnoni. Facciamo tutti il tifo per le nostre italiane. Resiste Martina Alzini. Dodici giri al termine. Rimaniamo qua tutti col fiato sospeso, io in primis. Resiste Martina Alzini, guidata da Cristian Dagnoni, nonostante la tedesca provi a tenerle testa, la tedesca Charlotte Reiser, guidata da Marcel Mobus. Per ora Alzini resiste. 9 giri al termine, 9 giri da resistere. Ormai qua la velocità è ai massimi. Forse per la volata ci sarà ancora uno spicco di velocità. Vai Martina. Otto giri al termine, la tensione aumenta giro dopo giro. Alla fine di questa gara probabilmente io e il pubblico non respireremo più, ma non importa. Facciamo tutti il tifo per Martina Alzini e Cristian Dagnoni, che per ora che resistono all'attacco dalla tedesca Charlotte Reisner e Marcel Mobus. Meno 6 giri al termine. Martina Alzini e Cristian Dagnoni ancora al comando, al passaggio. Meno 4 giri, meno 4, dai che siamo alla fine. Ultimi giri, siamo entrati nella fase più spettacolare della gara. Adesso conta ogni singolo centimetro, millimetro, ogni singola energia rimasta. Sono gli ultimi giri, sono decisivi. Martina Alzini resistere ancora 3 giri. Tre giri al termine. Siamo lì che se combattono Martina Alzini e Charlotte Reisner.
È proprio sfida testa a testa. No, Martina Alzini si è staccata dalla scia. La tedesca ormai ha guadagnato un certo vantaggio. Speriamo Martina ce la dia giù tutta. Ormai sembra ormai la tedesca ha un buon centinaio di metri di distanza. L'applauso del velodromo per la tedesca Charlotte Reisner, guidata da Marcel Mobus, campionessa europea. Un applauso, vittoria meritata. Piangiamo un po' poiché la nostra Martina Alzini ha resistito fino all'ultimo giri, ma comunque un buon secondo posto. Ancora un applauso per Charlotte Reisner e Marcel Mobus, campionessa e campione europeo Derny e Steyr. Eccola qua inquadrata, molto felice, campionessa europea. Quindi confermato, vince Charlotte Reisner e Marcel Mobus, seguiti da Martina Alzini dell'Italia, guidata da Cristian Dagnoni. Terza Rachele Barbieri, italiana anche lei, guidata da Luca Celante. Dopo questa emozionantissima finale Derny, diamo la linea alla regia per un veloce break pubblicitario. Dopo Banca della Marca, da 130 anni, la banca di questo territorio. CRM costruisce e ripara componenti meccaniche di precisione per l'industria meccanica, l'artigiano e l'edilizia, con l'ausilio di tecnologia computerizzata ed all'avanguardia nel settore. Inoltre effettua la saldatura di qualunque materiale. CRM, da 15 anni, esperienza e competenza al servizio del professionista. CRM, costruzione e riparazioni meccaniche. Ci trovi a Pasiano, in via Gallopat 110, telefono 0434 628590 oppure 339 488 9840. eccola qua, Charlotte Lena Reiser e Marcel Mobus a prendersi i fiori dalle Miss dopo aver vinto il titolo di campioni europei Derny per la categoria donne. Adesso andremo con il Steyr, finale Derny maschile.
poco assisteremo alla finale Derny, questa volta maschile. Attendiamo il sorteggio. Banca della Marca, da 130 anni, la banca di questo territorio. CRM costruisce e ripara componenti meccaniche di precisione per l'industria meccanica, l'artigiano e l'edilizia, con l'ausilio di tecnologia computerizzata ed all'avanguardia nel settore. Inoltre effettua la saldatura di qualunque materiale. CRM da 15 anni, esperienza e competenza al servizio del professionista. CRM, costruzione e riparazioni meccaniche. Ci trovi a Pasiano, in via Gallopat 110, telefono 0434 628590 oppure 339 488 9840.
Dal 1903 realizziamo colori, vernici, tinte ed ogni altra soluzione professionale per rendere spettacolare ogni tua esigenza. L'Hightech ci trovi a Susegana. L'Hightech, il miglior vestito che il tuo prodotto possa indossare. I tuoi progetti in un mondo così complesso. Certo, giocare in casa rende tutto più possibile. Più di 100 banche di credito cooperativo si sono unite intorno a una visione di futuro che punta al bene comune. Sono le banche della tua comunità, banche che non mollano il territorio. Come te. Il centro specializzato per ogni tipo di saldatura lo trovi a Chions. Tecnosaldatura di Nogarotto Fabio, da più di un decennio specializzati nella saldatura tungsteno inerte gas, riporti su stampi, saldo brasatura, carpenteria leggera e medio pesante. Inoltre eseguiamo lavorazioni metalliche. Tecnosaldatura ci trovi a Chions in via Marconi 19, telefono 0434 6307 80 oppure www.tecnosaldatura.com. State entrando in 360 FVG, la banca giovane, moderna, con prodotti innovativi e servizi qualificati per rispondere con competenza e professionalità alle nuove progettualità di famiglie e imprese. La banca che mette al primo posto l'impegno di rilevanza sociale, la cooperazione e il localismo. Banca 360, credito cooperativo FVG, totalmente FVG. Continuano da Baviera Elettrodomestici a Vigonovo di Fontana Fredda le favolose offerte €1 su climatizzatori delle migliori marche come Daikin, Mitsubishi, Panasonic, General Electric a partire da €279 e con l'installazione dei nostri tecnici detrazione fiscale del 50%. Approfitta delle ultime bellissime bici in omaggio sui prodotti Miele Liber, il massimo su lavaggio e conservazione degli alimenti. Viene a scoprire la nuova gamma dei televisori Löwe con pannello OLED ed hard disk integrato per registrare con semplicità i tuoi programmi. Vi troverai inoltre cellulari, computer, televisori ed elettrodomestici delle migliori marche. Baviera €1 Vigonovo dal 1969, il miglior servizio per il miglior prodotto. Banca della Marca, da 130 anni, la banca di questo territorio.
CRM costruisce e ripara componenti meccaniche di precisione per l'industria meccanica, l'artigiano e l'edilizia, con l'ausilio di tecnologia computerizzata ed all'avanguardia nel settore. Inoltre effettua la saldatura di qualunque materiale. CRM da 15 anni, esperienza e competenza al servizio del professionista. CRM, costruzione e riparazioni meccaniche. Ci trovi a Pasiano, in via Gallopat 110, telefono 0434 628590 oppure 339 488 9840. Alzami un po' qua, Neva. Alza e ingrandisci. Bentornati in pista. Bentornati in pista, tra pochi istanti assisteremo alla finale Derny del maschile che assegnerà il titolo di campione europeo al ciclista e al Derny. In pista troviamo polacco Filip Prokopkin, guidato dal Pisser Team Bimelt, l'italiano Matteo Fiorin, guidato da Daniele Fiorin, olandese Juri Avik, guidato dal Pisser John Pronk, l'italiano Manlio Moro, guidato da Luca Celante, tedesco Roger Kluge, guidato da Andre Dippel, altro olandese Vincent Opezak, guidato da Christian Bosch, tedesco Moritz Augstein, guidato da Christian Ertel, e olandese Philip Eingen, guidato da Peter Mollman. In pista si stanno sistemando. È tutto pronto per la finale europea del Derny. Buon pomeriggio a tutti, bentornati anche da parte mia al velodromo Ottavio Bottecchia. Quest'oggi i due. Oggi a questi campionati europei per goderli sempre di più. Due giri ancora prima della partenza. I Derny nel frattempo in pista scaldano i motori. Un giro, prossimo passaggio, sentiremo lo sparo. Vedremo e sentiremo lo sparo che darà il via a questa finale Derny maschile. Speriamo che in questa finale trionferà un italiano, o magari tutti e due i nostri italiani in pista, Matteo Fiorin e Manlio Moro, con i loro rispettivi Derny. Due giri ancora da percorrere della pista. Due giri saranno un battito di ciglia visto le alte velocità a cui corrono i Derny. Un giro ancora. Si svolgeranno 75. Fa caldo in pista, questi corridori sotto il sole cocente di luglio. In più si aggiungerà anche il caldo emesso dai Derny, che non è indifferente dato lo sparo. Adesso i Derny andranno ad attaccarsi ai rispettivi
ad agganciarsi ai rispettivi corridori. Vediamo come aumentano i corridori e la velocità. Ma dimmi un po', papà, come... dimmi qualcosa dei corridori. Mi piace quel papà arrivato. Beh, insomma, i corridori che sono in pista quest'oggi è la creme. La creme di quello che è il ciclismo su pista, vederli. È chiaro che gli occhi sono puntati su Matteo Fiorin, guidato da fratello Daniele, e che ha vinto anche la 6 serie Matteo Fiorin con ieri sera la 6 serie internazionale città di Pordenone. Ma se devo guardare il cuore guarda al Derni numero 4 con Moro Manlio, visto crescere in questo velodromo, l'ho visto crescere da bambino, una persona stupenda, di una il vero sportivo sempre corretto nei modi, nei gesti, nelle gare, e con un sorriso che ti prende. Quindi sì, sarà un po' di parte oggi Neva, senza pensare che comunque ci sono in pista piloti importanti come Klugler Roger, che in questo momento sta andando davanti. Perché non è col cuore che si vince un europeo, ma si vince con le gambe. Stanno 75 giri. Nel frattempo vediamo in corridori che le posizioni si sono un po' scambiate, un po' mescolate, come si fa nelle carte. Troviamo al primo posto la coppia 5, il tedesco Roger Kluger e il suo pilota Andre Dippel, seguito dal polacco Filip Prokopkin, guidato dal pister Tim Biemelt. Terzo nederlandese, olandese, la coppia 3, Joeri Avik, guidato da John Spronk. I nostri italiani per ora sono indietro, ma mancano ancora 68 giri al termine, non è detta l'ultima. La natura è molto sostenuta fin dai primi giri. Gruppo staccato, ci sono alcuni vuoti. Prime posizioni rimangono stabili per ora. Vediamo il tedesco rimontare. Tedesco 7, Moritz Augustin, guidato da Christian Ertel, che ha rimontato in 2 posizioni. Nelle prime posizioni troviamo il numero 5, la coppia 5, Roger Kluge della Germania, guidato da Andre Dippel, seguito dal numero 1, il polacco Filip Prokopkin, guidato da Tim Biemelt, e la terza, Joeri Avik, olandese, guidato da John Spronk. Gruppo che si allunga. A notare che sono lì uno attaccato all'altro, forse si stanno studiando, forse stanno vedendo un po' come sta andando. D'altronde la gara è molto lunga, sono 75 giri, 12 giri sono già andati e le posizioni rimangono, non sono ancora tutto da decidere.
gruppo di testa che sta staccando leggermente la coda, aumentano la velocità. Tentativo di caccia dei primi tre. Tentativo di caccia di Kluge, Perposkin e Havik. Una trentina, quasi 40 metri forse dal gruppo. Il tedesco con la maglia Moritz Augustin cerca di sorpassare il Fiorin, la coppia 2 composta da Matteo Fiorin e Daniele Fiorin. Li ha superati. Vediamo entrare e portarsi sul rettilineo. C'è bagarre, c'è confusione a 59 giri al termine. Il gruppo si ricompatta, diversi tentativi di sorpasso. Augustin all'esterno cerca di sorpassare e guadagnare più posizioni possibili. In tre sulla curva, in tre con l'olandese che senza tutte grosse cose lo ha mandato, vai su in curva. Il gruppo si ricompatta, si riavvicinano tutti. Sì, c'è un rimescolamento generale con la coppia 7 che continua ad attaccare. Augustin Moritz col suo pilota Christian Ertel continuano ad attaccare. Il nederlandese Philip Engen guidato da Peter Molman. Finora non ha avuto molto successo. Ecco che ci riprova. La testa nel frattempo rimane fissa. Troviamo Augustin Moritz e Christian Ertel. La coppia 1 Philip Propzin e Tim Bimmelt e il nederlandese Joeri Havik e John Pronk. C'è rischio munizione per la coppia 8. Per comportamento scorretto ha portato più volte su in alto l'avversario fuori dalla sua traiettoria. Un po' indietro gli italiani, ma forse si stanno solamente riposando. 52 giri al termine. Speriamo che il riposo sia fruttuoso. Gruppo con alcuni spazi vuoti. Corridori che però rimangono in scia dei loro derni. Giri al termine.
Siamo andati giù meno di 50 giri. Attendiamo le fasi più calde della gara. Adesso si continuano ad andare tranquilli. Faranno scendere ancora qualche giro e poi sarà volata finale. In fondo si muovono gli azzurri con proprio Moro Manlio che sta trainando Fiorin dietro di sé. Gruppo che si avvicina ai 3 fuggitivi, tentativi di andare a prendersi queste prime posizioni e cercare di mantenerle, che sono fondamentali per avere il titolo europeo di campione Derny. 45 giri al termine, il tedesco Augustin sta superando rapidamente i 2 olandesi, sta per portare in prima posizione, superando anche il suo connazionale. Si rimescolano tutte le carte. Vediamo anche gli italiani che cercano di sorpasso. Prima la coppia, troviamo in prima posizione la coppia 7, Moritz Augustin, Erntel e Ernel Christian, che cercano di seminare uno dei 2 olandesi e si portano in prima posizione superando l'olandese Juri Avik e il suo pilota John Pronk. Si porta con un certo distacco da Juri Avik. È cambiato il ritmo negli ultimi giri, si è alzata notevolmente la velocità. Sentiamo vibrare il pavimento fino qui in cabina di regia. Prime 3 posizioni troviamo coppia 7, Moritz Augustin e Christian Ertel, la coppia 3, Juri Avik e John Pronk, e la coppia 8, Philipp Engen e Peter Mollman. Juri Avik, che gli è rimasto un po' sul groppone al terzo posto nella 6 sere dovuto alla pioggia, non ha potuto nella serata di ieri andare a provare a bissare il successo dello scorso anno, quindi oggi va via molto molto agguerrito. Attacco anche del Matteo Fiorin, guidato da Daniele Fiorin, che supera i suoi avversari andando a colmare il divario tra lui e i 3 fuggitivi, aumentando considerevolmente la velocità. Vuole lottare fino all'ultimo. Del resto in palio c'è un titolo di campione europeo. La testa intanto prosegue imperterrita, si lascia spaventare. Circa 100 metri separano la testa dal resto del gruppo. Guarda che c'è una munizione in arrivo. No, è solo un semplice richiamo da parte del presidente di giuria. Tu sai il nome del presidente? È un austriaco, Andrea Scopriremo più tardi anche il cognome.
Comunque i primi tre stanno andando via molto molto forte, eh. ...35 giri al termine... ...sembra ormai... abbastanza delineato fino a questo momento quelle che saranno le sorti di questo campionato europeo. Che dici, Neva? Sì, anche secondo me il tedesco ha proprio messo il turbo, ha ingranato la sesta, prendendo un certo distacco anche dai due olandesi. Fanno gara a sé perché il gruppo ha ben più di 100 metri di gap. 33 giri al termine. Allunga il tedesco. Ecco il sorpasso dei due olandesi. Due olandesi, sorpasso non riuscito. Non è riuscito, ma ci riproveranno? Speriamo. Dipende quanto vogliono questo titolo europeo, o se faranno gioco di squadra. Ma gioco di squadra, io non farei gioco di squadra. Io il Anch'io. titolo me lo voglio portare a casa Anch'io. e metterlo nella mia bacheca. Il 7 continua. Augustin Moritz continua imperterrito, seguito da Jüri Avik e dal suo connazionale Philipp Angen. Una brutta notizia tra poco. Perché? Matteo Fiorin e Daniele stanno per essere doppiati da Augustin Moritz. È stato doppiato Matteo Fiorin forse nelle gambe anche tutte le gare della C6 e le gare UCI. Proprio ha issato bandiera bianca. Proprio vediamo che stanno andando molto piano. Ma seguiamo la testa, che viene dominata dal tedesco Moritz Augustin e il suo pisser Christian Ertel. 28 giri al termine. Siamo quasi nelle fasi decisive. Attenzione, l'attacco dell'olandese, Jüri Avik. Vediamo. Ce la fa e si porta anche e prende anche vantaggio da Augustin Moritz, che si ritrova in seconda posizione. Sta perdendo smalto Augustin. Vi ho detto che Avik Jüri aveva il dente avvelenato per non aver vinto la 6 serie. Aveva ancora tanta rabbia. Sta andando l'olandese, sta pistando forte, sta facendo mangiare la polvere al tedesco Augustin. 25 giri al termine. Gruppo sempre più distante dalla testa, da Jüri Avik e Moritz Augustin. E beh, penso che ormai il campionato europeo è nelle mani di queste tre coppie, anche se sto vedendo che Philipp Angen sta perdendo contatto dalla testa. Forse il gruppo farà tempo a riassorbirlo, ma no, come si dice in tutte le gare, quello che conta è la fine, la volata finale ed è il primo, quello che vince e porta a casa tutto. In questo caso si parla di una medaglia d'oro e di una maglia con le stelle. Problema tecnico, attenzione al 7. Al 7. Attenzione, c'è un problema tecnico per
per Moritz Augustin. Si è completamente sganciato dal suo pisser. Ha rallentato notevolmente. Nulla da fare. Quello che sembrava lanciato per un probabile titolo europeo cambia tutto. Quindi in questo momento Jurjavik nel frattempo rimane tranquillo e si tiene alla testa della corsa. L'olandese Jurjavik e John Pronk. il tifo, se lo sentite qui sotto la nostra postazione. Manlio Moro nel frattempo accelera e cerca di superare gli avversari. Anche perché ormai il terzo posto non è poi così un'utopia, perché se il primo posto è quasi messo in bacheca da Jurjavik, che sta per che ha un vantaggio considerevole, eccolo qui che transita in questo momento sotto la nostra postazione. Le altre posizioni non sono ancora determinate, Quindi potremmo vedere un italiano sul podio, anche se non è la posizione che magari avevamo sperato all'inizio. Eccolo che transita sotto il traguardo, inquadrato dalla regia il leader. Attenzione perché guardate che succede. La coppia 8 perde terreno e sta per essere riassorbita dal gruppo. Forza Manlio, che almeno sul podio ti vogliamo vedere. Riassorbimento della coppia 8 da parte del gruppo. Cambiano le dinamiche, cambiano le velocità. Attenzione che esce il tedesco. Adesso dovrebbe essere Klug Roger. Sì, è lui. Transita a meno 15 Jurjavik e John Pronk. Il gruppo, eccolo. Ecco che arriva il gruppo con la secondo posto la coppia 5 Roger Klug tedesco guidato da Andre Dippel, e dalla coppia 1 Filip Propkin della Polonia guidato da Tim Bimmelt. Attaccatissimo Troviamo il nostro italiano Manlio Moro guidato da Luca Celante. Fasi veramente concitate. Si è staccata completamente la coppia fatta da Philip Engen e Peter Molaman, che sembravano destinati ad una medaglia d'argento, ma nulla da fare. Vediamo aumentare la velocità e anche aumentare l'emozione giro dopo giro. 12 giri al termine. Vediamo la bagarra sul gruppo che transita sotto l'arrivo. Lì le posizioni sul podio. Perde contatto l'altro olandese con la testa del gruppo numero la coppia 6 Vincent Opezak e Christian Borsch. Restano per la coppia 5 Roger Kluge e Andre Dippel, la coppia 1 Filip Protskin e Tim Bimmelt, e Manlio Moro e Luca Celante. Resta una posizione sul podio, 2 posizioni sul podio da andarsi a prendere. 9 al termine.
9 giri al termine, siamo agli sgoccioli di questa finale derny europea. Poco più di 3 minuti. Stanno andando di comune accordo. 9 giri, anzi 8 giri per il battistrada Joheri Havik. Si stacca al 5 Roger Kluge. Manlio ci prova sull'esterno Manlio Moro. Sono le prove, queste sono le prove per poter... No, ci sta dando su. Sta dando giù. Ci sta dando su. Dai Manlio. Sì, dai. Ci sta dando su Manlio. Lo sta portando sull'esterno. Sono 6 giri. Vai Manlio. Vai. Ci sta dando dentro. Si porta sul rettilineo finale. Tieni botta. Tieni. 5 giri per la testa. Ogni giro aumenta la tensione. Ha fatto le prove Manlio, torna a prendere aria, a respirare in coda al pelotoncino. Vediamo questa volta. Ci prova di nuovo. Quella era una prova generale. Questa è la messa in scena. Eccolo. Va con Luca Celante. Vai Manlio. Il polacco forse ha già ceduto. Vai Manlio, almeno la medaglia d'argento. C'è tutto a Pordenone che ti sta sostenendo. 3 giri al termine di questa finale che ci lascia col fiato sospeso ancora una volta. Ci siamo, vediamo, si volta Celante. Mi sembra di rivivere quello che ho vissuto qualche anno nel 2019 con Marta Cavalli e Cordiano Dagnoni, che all'ultimo giro mi hanno fatto saltare sulla sedia e hanno fatto saltare tutti i tifosi. Campana adesso per Havik Joheri. Eccolo qua, Havik Joheri prende la campana. Per lui ormai è un giro poco meno, ma noi abbiamo il cuore incollato sul gruppetto dopo, perché Manlio Moro deve assolutamente farci sognare e niente. Hanno aumentato la coppia polacca, però arriva in parata sotto l'arrivo e vince il titolo europeo Joheri Havik e John Pronk. Un applauso, super applauso per Joheri Havik, che praticamente ha fatto questa finale europea quasi in solitaria, quasi dai primi giri, seguito dalla coppia numero 1, Filip Prozing e Tim Bimmelt, Prozing polacco, e dal tedesco Roger Kluge e il pilota Andre Dippel. Solo ai piedi del podio. Ci dispiace un pochettino per Manlio Moro in questo che è stato il suo velodromo, in dove lui detiene il record di questo velodromo. C'è stato il sussulto del pubblico qui per quello che è stato il trionfo europeo degli uomini. Ci ha fatto sperare Manlio Moro con quei ultimi giri al cardiopalma. E adesso stanno arrivando gli atleti. Ci sarà tra poco la cerimonia. Eccolo che lo vediamo arrivare, Joheri Havik. Eccolo, neocampione europeo.
Felicissimo Joeri Havik e John Pronk, due campioni europei. Sì, perché diventano campioni europei entrambi, diventano campioni europei entrambi, sia l'atleta che il pisser. E vedo comunque soddisfatto Claudio Moro, il papà di Mario, qui sotto la nostra postazione, comunque felice della prestazione del figlio. Lascia giù il bolide Havik, prende i fiori dalle miss. Prende i fiori dalle miss anche il pilota John Pronk. Con Eliana Bastianel la foto con il neo campione europeo del Derny. Cosa dice il programma? Il programma prevede che adesso ci saranno le... andiamo subito con gli Steyr. Il programma prevede subito lo Steyr femminile. E allora noi intanto che attendiamo passiamo la linea alla regia per un break pubblicitario. Banca della Marca, da 130 anni la banca di questo territorio. CRM costruisce e ripara componenti meccaniche di precisione per l'industria meccanica, l'artigiano e l'edilizia, con l'ausilio di tecnologia computerizzata ed all'avanguardia nel settore. Inoltre effettua la saldatura di qualunque materiale. CRM da 15 anni, esperienza e competenza al servizio del professionista. CRM, costruzione e riparazioni meccaniche. Ci trovi a Pasiano, in via Gallopat 110, telefono 0434 628590 oppure 339 488 9840.
Dal 1903 realizziamo colori, vernici, tinte ed ogni altra soluzione professionale per rendere spettacolare ogni tua esigenza. L'Hightech ci trovi a Susegana. L'Hightech, il miglior vestito che il tuo prodotto possa indossare. I tuoi progetti in un mondo così complesso. Certo, giocare in casa rende tutto più possibile. Più di 100 banche di credito cooperativo si sono unite intorno a una visione di futuro che punta al bene comune. Sono le banche della tua comunità, banche che non mollano il territorio, come te. Bentornati qui in pista al velodromo Bottecchia. Adesso andremo a vedere la finale Steyr donne. Andremo a vedere la prima finale Steyr femminile. È storica questa finale storica, e qui nel parterre c'è tutto il ciclismo europeo che conta. Il presidente federale Cordiano Dagnoni, abbiamo il segretario generale della WEC Enrico Della Casa, eccolo qui, questo qui inquadrato. Abbiamo i vertici del ciclismo friulano, abbiamo tanti atlete, ma soprattutto in pista abbiamo In pista troviamo la coppia 1. No. Troviamo Giorgia Serena, italiana. Ma non solo italiana, Friulana. Friulana, ha corso in questo velodromo da sempre, correva fino da juniores con il Valvasone, quindi è chiaro che se prima abbiamo tifato per Moro, adesso è tutto per lei la nostra attenzione, guidata da Cristian Dagnone. Quali sono le altre coppie? Le altre coppie abbiamo Romy Kasper della Germania, guidata da Patrick Wolfram. Abbiamo Danielle Watkinson, inglese, guidata da James Holland Leader. Olivia Schoppe della Germania, guidata da Sven Lose. Gianna Schmeider dalla Germania, anche lei guidata da Udo Becker. E Leonie Boss dall'Olanda, guidata da Roy van Kempen. 6 gli Steyr in pista. L'atmosfera in pista è quella delle grandi occasioni, concentrazione massima in pista. Le atlete stanno preparando. Inquadrata Gianna Schmeider della Germania. Serena Giorgia, la seconda con la maglia azzurra. Inquadrata l'olandese Leonie Boss. Eccola qua, Serena Giorgia, sorretta da Diego Bragato, commissario tecnico della davanti a nazionale. lui si palesa Fabio Perego, grande esperto di pista, sta gestendo quello che è la preparazione degli Steyr. Serena Giorgia, eccola qua, tutta Italia e tutto il Friuli si stanno spingendo. Gli Steyr, 30 minuti di gara per questa finale Steyr donne. Steyr che si stanno sistemando, stanno scaldando i motori. Sono già posizionati, non ho visto ancora la chiamata dei 2 giri. Ah no, ma c'è ancora lo Steyr numero 3 che non è a posto, infatti abbastanza contrariato anche Fabio Perego, perché insomma stiamo perdendo tempo importante. Questa la tedesca Gianna Schmieder
E adesso inquadrata. Adesso inquadrata Leonie Boss, olandese. Si sta riposizionando Holland James con lo Steyr numero 3. È quasi in posizione. Vediamolo. Eccolo là. Sembrerebbe ok. Tutto ok. Un giro. Prossimo giro lo sparo. Lo dà direttamente Enrico Della Casa con Cordiano Dagnoni al suo fianco. È un momento storico e lo stiamo vivendo qui a Pordenone e lo stiamo commentando noi. Colpo di pistola, via, partito il primo campionato Steyr femminile. Grande traguardo. E soprattutto che il primo venga svolto qua a Pordenone. Assistiamo all'aggancio. E vediamo subito spingere la nostra Serena Giorgia, pilotata da Cristian Dagnoni. Aggancio dato corretto. Serena ha perso un po' di... Eccola, tutto ok. Ha già preso un po' di margine le prime due. Prime due che sono rispettivamente Romy Kasper e Giorgia Serena. C'è qualche problema per la coppia Daniel Watkinson con Holland James. Hanno perso tantissimo, adesso si trovano praticamente in coda. Ma non interessa guardare chi? Sulla testa soprattutto perché abbiamo la nostra Giorgia Serena. Facciamo tutti il tifo per lei. Speriamo che ci regali grandi emozioni e di sentire l'inno nazionale. L'inno nazionale almeno su un podio. Prime fasi chiaramente ancora troppo giovani per poter dare qualche emozione, qualche sensazione. In seria difficoltà Daniel Watkinson, che sta perdendo quasi ormai tutto un giro di velodromo. Si consolidano le prime posizioni Romy Kasper e Giorgia Serena, che partono a prendere il distacco dal gruppo di circa un centinaio di metri. Giorgia Serena che sta andando a prendere la tedesca Romy Kasper. Cerca di rosicchiargli metro dopo metro. 27 minuti ancora di gara. Restano consolidate fino in questo momento le prime tre posizioni. Kasper, Serena e Schloppe. Pista intanto Serena Giorgia, che si avvicina sempre di più alla tedesca Romy Kasper. Sta facendo una gara di attenzione Serena. Sta facendo una gara di attenzione, sta facendo una gara come... si avvicina. Metro dopo metro, pollicino come pollicino, un po' alla volta senza chiedere tutto subito. Transita adesso la testa, coppia 1. Seguita da coppia 2 Serena Giorgia.
con Cristian Dagnoni. E coppia 4, sempre tedesca, Oliva Schoppe e Sven Lose. Tra l'altro Cristian Dagnoni è rimasto l'unico allenatore di Steyr italiano. Cerca di scappare un po' la tedesca Casper Romi. Si stanno consolidando un po' le posizioni. Con le prime 4 atleti 1, 2, 4, 6 che sono ancora tutte a giri pieni. Le altre due coppie, la 5 e la 3, Schneider e Watkinson, hanno già perso un giro. 24 giri, 24 minuti e 50 secondi al termine. Vai Serena, vai Serena, stai serena. E ha perso un po' di contatto. La tedesca non la vedo in difficoltà, anzi sembra quasi frenata dal suo pisser. Serena, 24 minuti al termine. Giorgia Serena che sta spingendo al massimo. Perde contatto con Cristian Dagnoni. Si rifà sotto. Forse ha chiesto un'accelerata e mezzo. Di nuovo perde contatto Serena. Non riesce a stargli sotto a ruota Christian. Questo gli fa perdere tante energie. Eccola di nuovo agganciata. La coppia 1 nel frattempo sta andando al massimo. Sta andando quasi a prendere la numero 2. Serena Giorgia. Praticamente sta doppiando tutti. Casper Romi. Non è che ha una marcia in più, ha un intero cambio in più. Casper Romi in questo momento va a prendere Serena Giorgia ed è l'unica a pieni giri. Attenzione perché Serena Giorgia sta per essere presa anche da Schlupp e Olivia. Meno 20 minuti, 22 minuti al termine. Si stacca ancora Serena Giorgia. In questo momento Schlupp la va a superare. Nel frattempo Romy Casper sembra aver staccato tutti e andare al massimo. Sta andando al massimo nel Leonie Boss ha messo Giorgia Serena nel mirino, purtroppo. Sta andando a prenderla. Almeno il podio è lì, ormai è questione veramente di poco che scenda dal podio Serena. Eccola qua, scivola in quarta posizione la friulana.
20 minuti e 38 secondi al termine di questa prima finale europea Steyr donne. Deve essere qualcosa che non va tra Serena e Christian, perché continua a perdere contatto dallo Steyr. Allora la ruota anteriore deve quasi sempre toccare o sfiorare il rullo dello Steyr, in modo da non avere aria e non fare fatica, cosa che visto più di qualche volta. Ecco, di nuovo sembra come che in uscita di curva non ci sia feeling tra i due. C'è molto feeling invece tra Romy Kasper e Patrick Wolfrum, che si mantiene in prima posizione più che consolidata, anzi aumenta anche di velocità. Sembra quasi che stia facendo più una passeggiata che È un campionato europeo a 75 km all'ora, Passa la testa. Nulla di particolare in questi giri, ormai sembrano quasi consolidarsi. Sembrano quasi consolidarsi le posizioni, anzi sono consolidate. siamo a 18 minuti e 35 secondi al termine. Germania, Gran Bretagna, Olanda e Italia. Queste le prime 4 posizioni, con i team 2 di Germania e Gran Bretagna a completare il quadro della situazione. Minuti 18 che devono scendere fino a 5. Quando arrivano a 5 verrà dati i giri finali. Sembra tutto molto tranquillo per il momento per quanto riguarda le posizioni. Nuovamente Casper Romy a doppiare Boss Lyon. Effettivamente fa gara a sé, però là si vede che sta pedalando proprio in scioltezza, proprio come quando io vado a prendere il pane in auto. Ancora di scioltezza, senza, sembra che non faccia alcuna fatica la tedesca. Lei non fa alcuna fatica, faccio più fatica io a guardarla che non lei a pedalare dietro una moto a 70 e passa chilometri orari. Altro giro. (16 minuti e 50 al termine). Ripassa Casper Romy. Intanto che abbiamo un po' di tempo, visto che la situazione è abbastanza consolidata senza grossi problemi, possiamo anche dare un resoconto di quello che è stata questa situazione, questa settimana, che è stata questa settimana qui al velodromo Ottavio Bottecchia di Pordenone.
Intanto un ringraziamento a tutto lo staff che ha lavorato dietro le quinte, alle signore che hanno preparato i pranzi e le cene per gli atleti, per gli addetti ai lavori. Un ringraziamento a chi ha preparato il velodromo e poi lo deve smontare, perché quando l'abbiamo finito c'è ancora tutto quanto da tornare a rimettere come era prima. E una settimana intensa, 6 giorni di ciclismo. Purtroppo la pioggia non ci ha lasciato tregua quest'anno. Abbiamo avuto su 6 sere, 4 sere la visita di Giove Club, compresa quella di ieri sera, che non ci ha permesso di godere della finale del Madison gigante. Però, insomma, ci siamo divertiti tutti quanti, abbiamo visto grandi atleti, abbiamo visto grandi prestazioni qui in pista a Pordenone. E quest'oggi la chicca del campionato europeo Derny e Steyr, con il primo Steyr femminile. Penso che sia una degna conclusione di questa settimana. Settimana che c'è ciclismo che non termina assolutamente qui, ci sono ancora da fare diverse prove master, ci sono anche ancora campionati regionali da segnare, insomma l'attività del velodromo Bottecchia non termina assolutamente questa sera, termina quello che è la settimana internazionale. Neva, come siamo in pista? In pista siamo sempre con Romy Casper al comando. Ormai penso che abbia fatto 2 giri, abbia doppiato tutti 2 volte. Sì, alcuni anche 3 forse. Sa che la giuria ha iniziato bandiera bianca, non sento più le comunicazioni sui doppiati, ma vabbè, insomma, ci sta. La situazione è talmente cristallina e consolidata in pista che, insomma, Qualcosa mi dice che per lo Steyr Don sentiremo l'inno della Germania. Deutschland, dici. Continua eccola qua, passare Casper Romy. 13 minuti al termine. Nuovo giro per Casper Romy, che ha nel mirino la coppia 4, l'inglese Daniel Wilkinson con Holland James. Ormai la coppia 3, non so, deve aver perso un consistente numero di giri. Meno 12 minuti e 30 secondi al termine. Ci avviciniamo sempre di più ai 5 minuti in cui verranno dati il totale di giri. Non sono andate piano le ragazze, attenzione, non sono andate piano. Anzi, hanno dato il massimo della loro velocità. Continua Casper Romy a macinare giri su giri. Ha una cadenza nettamente superiore alle altre, proprio lo si vede a vista, a pedalata, gli RPM, rotazione per minuto nettamente superiore alle altre. Eh sì, continua in solitaria. È più diventata una sfida con se stessa che una sfida con gli avversari.
Le altre atlete sono tutte lì, Romy Kasper le ha superate tutte, di nuovo si sta riportando, possiamo dire, alla testa. In solitaria. In solitaria. Ah, mezzo e più velodromo di strada, un po' come quando si vede in Formula 1, doppiati, poi hanno spazio davanti per poter liberare i cavalli, e questa volta i cavalli sono i muscoli dell'atleta. Prima posizione troviamo consolidata Romy Kasper, seguita dalla sua connazionale Olivia Schoppe, pilotata da Sven Lose, seguita dall'olandese Leonie Bos, pilotata da Roy Van Kempen. Siamo intanto sotto i 10 minuti, siamo a 9 minuti e 32 secondi. Tra 4 giri scopriremo quanti giri mancano. 4 minuti. 4 minuti, 12 giri, visto la velocità. Fine settimana anche per noi, vero Neva? Sì. Fine settimana anche per noi, insomma, concedeteci qualche svarione, ma siamo qua con la passione per trasmettervi quello che avverrà tra pochi minuti. Romy Kasper si mantiene senza problemi al comando. Quadrata adesso non l'avevo citata poco, Serena Giorgia. L'abbiamo vista in difficoltà dopo i primi giri. Insomma, comunque un quarto posto come quello di Moro Manlio, appena sotto i piedi del podio, nel velodromo che l'ha vista nascere, crescere e diventare un'atleta azzurra, e a provare quest'oggi a dare un segnale importante nel ciclismo, nel panorama europeo. Certo che si è trovata di fronte, davanti, un colosso come Kasper Romy, che di nuovo la torna a doppiare. Ormai gli sta doppiando il gruppo di sé. Sette minuti al termine. Tra l'altro anche i motociclisti che hanno una tuta in pelle, ricordiamoci che hanno una tuta in pelle addosso, la temperatura del motore e quant'altro li fa sicuramente stare più di tanto freschi. Già. Terminata questa gara, tra poco più di 6 minuti ci sarà l'ultima gara con lo Steyr uomini. Come comunicano? Comunicano a voce, perché il casco che c'ha quella specie di corona sopra
con le aperture laterali. Le aperture laterali hanno dei fori che l'atleta sta dando dei segnali. 10 giri nel frattempo. Vengono dati 10 giri. C'hanno delle aperture che l'atleta, chiaramente con dei segnali convenzionali tra i due, comunica. Il vai, ferma, rallenta al suo pisser. 10 giri sono 9 giri in questo momento, poco meno di 3 minuti, perché stanno andando spedite come il caccia. Romy Casper. Vuoi che proviamo a indovinare chi va a vincere questa volata finale? Sì, proviamoci, ci mettiamo sopra un 100 euro, ne portiamo a casa 90, perché chiaramente ci danno per sconfitti. Considerate che Casper Romy deve terminare la prova. Se in questo momento si rompe lo Steyr, lei ha più di 2 o 3 giri di vantaggio sulle avversarie, pertanto ha messo in seria ipoteca la vittoria del primo europeo Steyr. 7 giri, cosa che era successo tempo fa, qualche anno fa, al campionato italiano Derni qui al velodromo a Elia Viviani, che a un certo punto chiaramente il Derni è successo che il Derni si è rotto. Lui ha provato a rimanere attaccato da solo, ma chiaramente la disparità tra gli altri con il Derni e lui era troppa e a un certo punto ha dovuto desistere. Quanti giri? Meno 6 giri al termine, siamo proprio agli sgoccioli di questa gara. Eccola. Oh, non molla, non molla un millimetro. Non fa neanche cenno di rallentare, non fa neanche la finta di rallentare. La cadenza è sempre quella, è una macchina. È una macchina. Magari arriva che non è nemmeno sudata. Dice, sì, non ho avuto fatica. Ya. 4 giri al termine. Eccola che ripassa Romy Casper col suo pisser Patrick Wolfur. Ormai gli manca poco meno di 1 chilometro a terminare questo campionato europeo. Eccola. 2 giri di pista. Mi farà in un battito di ciglia letteralmente. Sai cosa passa nella mente? Adesso ha rallentato, adesso la cadenza comincia ad andare un po', perché comincia a realizzare quello che ha fatto. Comincia a realizzare campana. Aspetta la campana. Ho visto, non so se l'hai visto anche tu, un accenno di sorriso da sì. Romy Casper, un accenno di sorriso. E qua si vedono già le bandiere tedesche dei suoi tifosi, secondo me il papà. Ultima curva, esce, eccola qui che esce. Eccola qua. Rallentano, sì, il sorriso, il pugno Ancora... alzato e la vittoria per Romy Casper, Germania, guidata da Patrick Wolfrum. Al secondo posto fa bis la Germania. Fa bis la Germania con Olivia con Daniel con Nina Schluppe, sì, con scusami. Olivia Schoppe e Sven Lose. Al terzo posto Leonie Bos, olandese, guidata da Roy van Kempen. Resta ai piedi del podio nella sua prima esperienza europea nello Steyr la nostra Serena Giorgia, guidata da Cristian Dagnoni. Eccola inquadrata, la neocampionessa europea. Sa di essere entrata nella storia. Si abbraccia con la compagna di nazionale.
Va a abbracciare l'allenatore. Immagino un po' di commozione che ci sta tutta per questa impresa bellissima. Adesso vediamo, dovrebbe arrivare qui A prendersi meritatissimi fiori. l'applauso e anche l'abbraccio del velodromo, del pubblico del velodromo Bottecchia. C'è il suo pisser Patrick Wolfrum, è rimasto qui. Ecco, questo qua che si sta abbeverando, perché ripeto, comunque, anche se sono fermi, il caldo di queste moto. Eccola che arriva, fermata da Fabio Perego. Si abbracciano, si abbracciano, bello. Mi emoziona sempre, una di quelle cose che mi emoziona sempre. Si prendono l'applauso del pubblico. È stata una cavalcata solitaria. Sì. Commossa Romy Casper, del resto prima campionessa europea dello Steyr donna. Sta arrivando a complimentarsi con lei anche il presidente della Federazione Ciclistica Italiana, eccolo qui, Cordiano Dagnoni, grande famiglia di steyristi dernisti. Lui è il presidente della Federazione Ciclistica Italiana. Ecco l'applauso con l'altro tecnico e anche i complimenti da Eliana Bastianelli, che ha sempre avuto un occhio di riguardo verso il ciclismo femminile, che insomma ci ha dato sempre tante soddisfazioni anche qui in pista. I fiori per i due vincitori. La bella immagine. Ecco che li vediamo anche noi. Sorridenti con tutte le miss che hanno accompagnato queste sere gli atleti in pista. La lanci tu o la lancio io? Lancio io. Con questa bellissima immagine della prima campionessa europea donne Steyr, do la linea alla regia per un break pubblicitario. Banca della Marca, da 130 anni la banca di questo territorio. CRM costruisce e ripara componenti meccaniche di precisione per l'industria meccanica, l'artigiano e l'edilizia, con l'ausilio di tecnologia computerizzata ed all'avanguardia nel settore. Inoltre effettua la saldatura di qualunque materiale. CRM, da 15 anni, esperienza e competenza al servizio del professionista. CRM, costruzione e riparazioni meccaniche. Ci trovi a Pasiano, in via Gallopat 110. Telefono 0434 628590 oppure 339 488 9840.
Dal 1903 realizziamo colori, vernici, tinte ed ogni altra soluzione professionale per rendere spettacolare ogni tua esigenza. L'Hightech ci trovi a Susegana. L'Hightech, il miglior vestito che il tuo prodotto possa indossare. I tuoi progetti in un mondo così complesso. Certo, giocare in casa rende tutto più possibile. Più di 100 banche di credito cooperativo si sono unite intorno a una visione di futuro che punta al bene comune. Sono le banche della tua comunità, banche che non mollano il territorio, come te. Il centro specializzato per ogni tipo di saldatura lo trovi a Chions. Tecnosaldatura di Nogarotto Fabio, da più di un decennio specializzati nella saldatura tungsteno inerte gas, riporti su stampi, saldo brasatura, carpenteria leggera e medio pesante. Inoltre eseguiamo lavorazioni metalliche. Tecnosaldatura ci trovi a Chions in via Marconi 19, telefono 0434 6307 80 oppure www.tecnosaldatura.com. State entrando in 360 FVG, la banca giovane, moderna, con prodotti innovativi e servizi qualificati per rispondere con competenza e professionalità alle nuove progettualità di famiglie e imprese. La banca che mette al primo posto l'impegno di rilevanza sociale, la cooperazione e il localismo. Banca 360, credito cooperativo FVG, totalmente FVG. Continuano da Baviera Elettrodomestici a Vigonovo di Fontana Fredda le favolose offerte €1 su climatizzatori delle migliori marche come Daikin, Mitsubishi, Panasonic, General Electric a partire da €279 e con l'installazione dei nostri tecnici detrazione fiscale del 50%. Approfitta delle ultime bellissime bici in omaggio sui prodotti Miele Liber, il massimo su lavaggio e conservazione degli alimenti. Viene a scoprire la nuova gamma dei televisori Löwe con pannello OLED ed hard disk integrato per registrare con semplicità i tuoi programmi. Troverai inoltre cellulari, computer, televisori ed elettrodomestici delle migliori marche. Baviera €1 Vigonovo dal 1969, il miglior servizio per il miglior prodotto. Banca della Marca, da 130 anni, la banca di questo territorio.
CRM costruisce e ripara componenti meccaniche di precisione per l'industria meccanica, l'artigiano e l'edilizia, con l'ausilio di tecnologia computerizzata ed all'avanguardia nel settore. Inoltre effettua la saldatura di qualunque materiale. CRM da 15 anni, esperienza e competenza al servizio del professionista. CRM, costruzione e riparazioni meccaniche. Ci trovi a Pasiano, in via Gallopat 110, telefono 0434 628590 oppure 339 488 9840. Bentornati al velodromo Ottavio Bottecchia. Quello che vedete a terra sono le biciclette degli Steyr Man uomini che stanno per partire con la finale europea Steyr. Poc'anzi abbiamo visto la cavalcata solitaria di Romy Kasper vincere il primo campionato europeo Steyr donne. A proposito di Romy Kasper, nella finale Derny di stamattina aveva avuto durante la finale Derny, Romy Kasper si era ritirata per un problema avuto con il Derny. Quindi è venuta fuori tutta la sua cattiveria. A quanto pare sì, si vede che gli ha dato molto fastidio, frase mia tipica che mi dà fastidio. Si vede che le ha dato fastidio doversi ritirare Per un problema tecnico, quindi nemmeno dovuto a lei. Quindi tutta la sua rabbia l'ha scatenata in pista nello Steyr e avrebbe potuto fare forse una doppietta. Ma in realtà il problema l'ha avuto proprio la bicicletta sua, che doveva aver bucato. Un problema simile perché il Derny continuava a girare senza l'atleta. Vedo cose che non mi piacciono in pista. Vedo cose che non mi piacciono. Stanno spostando materiale e quant'altro. Non starà mica venendo giù qualche goccia di pioggia. Speriamo di no. Sì, stanno togliendo le attrezzature elettroniche. Mi sa che sta piovendo. Chiediamo info giù al direttore di riunione. Pensavo che oggi ce la saremo asciugata. Speriamo sia passeggiare e non bagni eccessivamente la pista. E niente, ma quest'anno va così, lunga. È dominata dalla pioggia. Ah sì, sta proprio piovendo. E niente, c'è la classica nuvoletta di Fantozzi sopra di noi, perché non ci sono nuvole all'orizzonte e quant'altro, quindi niente, dobbiamo sospendere le trasmissioni per la pioggia. Attendiamo che si asciughi il velodromo e poi riprendiamo con la finale Steyr uomini. A te regia. Banca della Marca, da 130 anni, la banca di questo territorio.
CRM costruisce e ripara componenti meccaniche di precisione per l'industria meccanica, l'artigiano e l'edilizia, con l'ausilio di tecnologia computerizzata ed all'avanguardia nel settore. Inoltre effettua la saldatura di qualunque materiale. CRM da 15 anni, esperienza e competenza al servizio del professionista. CRM, costruzione e riparazioni meccaniche. Ci trovi a Pasiano, in via Gallopat 110, telefono 0434 628590 oppure 339 488 9840. Dal 1903 realizziamo colori, vernici, tinte ed ogni altra soluzione professionale per rendere spettacolare ogni tua esigenza. Lightech ci trovi a Susegana. Lightech, il miglior vestito che il tuo prodotto possa indossare.
i tuoi progetti, in un mondo così complesso. Certo, giocare in casa rende tutto più possibile. Più di 100 banche di credito cooperativo si sono unite intorno a una visione di futuro che punta al bene comune. Sono le banche della tua comunità, banche che non mollano il territorio, come te. Il centro specializzato per ogni tipo di saldatura lo trovi a Chions. Tecnosaldatura di Nogarotto Fabio, da più di un decennio specializzati nella saldatura tungsteno inerte gas, riporti su stampi, saldo brasatura, carpenteria leggera e medio pesante. Inoltre eseguiamo lavorazioni metalliche. Tecnosaldatura ci trovi a Chions in via Marconi 19, telefono 0434 6307 80 oppure www.tecnosaldatura.com. State entrando in 360 FVG, la banca giovane, moderna, con prodotti innovativi e servizi qualificati per rispondere con competenza e professionalità alle nuove progettualità di famiglie e imprese. La banca che mette al primo posto l'impegno di rilevanza sociale, la cooperazione e il localismo. Banca 360, credito cooperativo FVG, totalmente FVG. Continuano da Baviera Elettrodomestici a Vigo Novo di Fontana Fredda le favolose offerte €1 su climatizzatori delle migliori marche come Daikin, Mitsubishi, Panasonic, General Electric a partire da €279 e con l'installazione dei nostri tecnici detrazione fiscale del 50%. Approfitta delle ultime bellissime bici in omaggio sui prodotti Miele Liber, il massimo su lavaggio e conservazione degli alimenti. Viene a scoprire la nuova gamma dei televisori Löwe con pannello OLED ed hard disk integrato per registrare con semplicità i tuoi programmi. Troverai inoltre cellulari, computer, televisori ed elettrodomestici delle migliori marche. Baviera €1, Vigo Novo, dal 1969, miglior servizio per il miglior prodotto. Banca della Marca, da 130 anni, la banca di questo territorio. CRM costruisce e ripara componenti meccaniche di precisione per l'industria meccanica, l'artigiano e l'edilizia, con l'ausilio di tecnologia computerizzata ed all'avanguardia nel settore. Inoltre effettua la saldatura di qualunque materiale. CRM da 15 anni, esperienza e competenza al servizio del professionista. CRM, costruzione e riparazioni meccaniche. Ci trovi a Pasiano, in via Gallopat 110, telefono 0434 628590 oppure 339 488 9840.